Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un dramma che si è consumato nelle acque di Punta Secca, località del Ragusano, nota come sede della fiction del commissario Montalbano, in cui una turista è annegata. In base a quanto emerso, la donna avrebbe avvertito un malore mentre faceva il bagno. Sono stati gli altri bagnanti a lanciare l'allarme sul posto. Si sono recati i sanitari del 118 che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso della donna. Momenti di panico nel pomeriggio di oggi a Palermo. Un'auto ha preso fuoco in viale della regione siciliana in prossimità di via P3. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico, notevoli le ripercussioni sulla viabilità. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Fortunatamente, nonostante la macchina fosse avvolta dal fuoco, l'automobilista è riuscito a mettersi in salvo. Passiamo ai dati giornalieri relativi al Covid in Sicilia. Stando agli ultimi aggiornamenti, nell'isola rispetto a ieri si registra un incremento di 1037 attuali positivi. I nuovi casi in totale sono 1383. Nell'ultimo giorno non ci sono nuove vittime, sono invece 346 i guariti. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Palermo è in testa con 321 nuovi casi, seguita da Catania e Messina, ex aequo con 280. Chiudiamo con il meteo. Arriva una tregua dal maltempo in Sicilia, dove dalla giornata di domani tornerà a splendere il sole. L'anticiclone africano in arrivo sul sud Italia porterà cieli sereni su tutta l'isola. Si attendono venti localmente forti dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali, in attenuazione durante la giornata. Le temperature saliranno sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.